appuntamenti in agenda per sabato 14 dicembre. A Rapallo si terrà la quinta edizione della Camminata dei Babbi Natali, che partirà dalla chiesa di Sant'Anna e arriverà alla spiaggia delle Saline. Alle 9 ci sarà il raduno e l'inizio delle iscrizioni. Alle 10:30 la partenza. Al termine ci sarà un ristoro e premi ad estrazione per i partecipanti. Santa Margherita Ligure propone varie iniziative a tema natalizio per Santa is Coming to Santa. A partire dalle 9 ci saranno i mercatini in piazza Caprera dalle 15 alle 18. A Villa Durazzo il grande elfo incontrerà i bambini, mentre a Villa San Giacomo, sempre allo stesso orario, ci saranno laboratori natalizi per i più piccoli. Concluderà il tutto l'aperitivo al Santa Claus Village dalle 17 alle 20. Il comune di Cogorno, per la rassegna di eventi di Natale insieme, organizza l'attività Giochi di una volta che si terrà in piazza Aldomoro a San Salvatore dalle 10 alle 17. Santo Stefano d'Aveto si veste di Natale con il Santa Claus Village, i mercatini, laboratori ed intrattenimenti sparsi per tutta la città dalle 10 alle 18. A Chiavari si terrà la manifestazione Auguri in piazza con il raduno di auto e moto d'epoca che resteranno in esposizione a partire dalle ore 14:30 in piazza Matteotti. Nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo si terrà alle 15:30 il concerto Sulle corde del Natale, che vedrà esibirsi Marta Battilana e Giulio Semenza al violino e Diego Lanzone e Beatrice Satta alla chitarra. L'ingresso è libero. Nella Galleria Rizzi a Sestri Levante si terrà il concerto di un quartetto che si esibirà nei locali della collezione d'arte a partire dalle 16. Ci sarà un'occasione anche per un brindisi natalizio. Il Salone degli Stucchi di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure sarà la cornice della presentazione dell'antologia dedicata al Natale e alla pace. Nel contempo verranno presentati anche alcuni libri dell'edizione 2025 del Premio Letterario Cittadino. Inizio dell'evento alle ore 16. Nella chiesa di San Massimo di Rapallo si terrà il concerto natalizio dell'orchestra Sibelius, che ospiterà per l'occasione il quartetto d'archi genovese. L'esibizione avrà inizio alle ore 16. L'ingresso è libero. All'Auditorium San Francesco di Chiavari sarà inaugurata alle 17 la mostra Emozioni, organizzata dall'Associazione Culturale O Castello e dal gruppo fotografico cittadino EFI. L'allestimento si potrà visitare fino al 6 gennaio. La sala polivalente di Levi ospita alle 17 l'incontro con lo storico Giorgio Getto Viarengo, che parlerà del suo libro L'albero della cuccagna, paesaggio, alimentazione e cucina nella Liguria del Levante. La nuova edizione della rassegna Uomini e Navi della Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna inizia con l'incontro dal titolo Il nostro mare sta cambiando, gli effetti del cambiamento climatico sul mar Mediterraneo, a cura di Guido Ognone. L'evento inizierà alle 17 nella sede della Lega Navale del Porto Turistico Chiavarese. Per la rassegna Recco Natale in musica, il gruppo Over the Mood si esibirà alle 21 nel Santuario di San Michele, dirige Nicolò Garaventa. Al Teatro Comunale di Cicagna torna in scena la Compagnia Sinistra, che in prima assoluta si esibirà nella commedia giallo-comica dal titolo Faremo i conti dopo, scritta e diretta da Federico Luciani. L'inizio è alle 21.